Il numero di residenti nella città storica continua a scendere a ritmo vertiginoso e ha di recente sfondato verso il basso anche la soglia dei 55.000. Dal sempre vivace sottobosco dell'associazionismo veneziano torna a far sentire la sua voce chi per primo aveva denunciato il problema. I veneziani sarebbero anche stufi di questa situazione perché hanno visto passare decenni senza che la tendenza si sia invertita. Una nuova manifestazione di protesta andrà in scena il 12 novembre con ritrovo alle 11 in campo San Bartolomeo, dove si trova il conto abitanti posizionato nel 2008 da Venezia.com. Ogni manifestante porterà con sé una valigia per simboleggiare l'imminente partenza degli ultimi residenti dalla città. E con le nostre valigie andremo a Cafarsetti e ci metteremo lì ad aspettare le istruzioni per togliere il disturbo, perché qui siamo diventati quasi un disturbo per la macchina del business veneziana. Le soluzioni per fermare l'esodo ci sarebbero, sostiene Matteo Secchi, se non vengono attuate è perché manca la volontà. Qui abbiamo sempre migliaia di case vuote che sono di proprietà comunale, sono proprietà dell'Ater, proprietà della Chiesa e privati che sono vuote, e quindi noi non possiamo permetterci che le famiglie veneziane, non trovando case per vivere, vadano in terraferma. Vogliamo continuare a risiedere nella città che amiamo, chiedono i veneziani, e lanciare un segnale forte per domandare alle istituzioni se per caso i residenti siano considerati ormai di troppo. Le nostre valigie sono un'accusa contro le fallimentari politiche residenziali che hanno segnato la città negli ultimi decenni. I veneziani, perlomeno quelli che tengono alla città, sono stufi di promesse, di palliativi, di misure correttive che non sono valide, e chiedono che finalmente sia affrontato definitivamente il problema dello spopolamento e dell'esodo da Venezia, perché stiamo rischiando veramente di restare, di diventare una Pompei.